Il taser è stato dato in dotazione ai carabinieri di Abano Terme e Cittadella. Finita la sperimentazione, la pistola elettrica sarà a disposizione delle compagnie di carabinieri dei due comuni padovani. Finalmente, diciamo, la fase sperimentale è finita per quanto riguarda almeno le forze dell'ordine come i carabinieri della polizia, e i carabinieri di Cittadella ormai da qualche giorno sono dotati appunto di taser. Penso sia una cosa buona perché comunque è uno strumento che oltre ad essere usato per difendersi, diciamo, quindi per il poliziotto o il carabiniere in fase di difesa, ma soprattutto come deterrenza, quindi uno strumento che possa far capire, ecco, che se uno sta sbagliando, ecco, si deve fermare immediatamente. Gli operatori a cui verrà assegnato il taser dovranno seguire un iter formativo qualificante per l'utilizzo di questo strumento di dissuasione non letale. Rispetto a quello che può essere un'arma da fuoco, ha tantissime positività, perché è chiaro, insomma, l'arma da fuoco quando viene utilizzata quasi sempre porta poi a danni irreparabili, invece il taser, insomma, è lo strumento adatto, ecco, per contrastare quello che può essere la microcriminalità che abbiamo nei nostri territori. Ora i comuni sono in attesa dell'autorizzazione all'utilizzo del taser anche per i vigili urbani. A Cittadella questa dotazione è già stata inserita nel regolamento di polizia locale. La nostra polizia locale è dotata della pistola, però ripeto, secondo me la polizia locale doveva essere dotata di taser, non di arma da fuoco, sia per l'incolumità della persona sia per l'incolumità stessa dell'agente di polizia locale. Poi doteremo la polizia locale anche delle body cam, stiamo acquistando, perché anche queste vanno sia a tutela della persona che viene fermata, ma soprattutto alla tutela dell'agente di polizia locale.